Non c'è ricordo a memoria di Trevigiano di una mostra che, come si direbbe un tempo, mette alla berlina la politica cittadina. Così Palazzo dei 300, si dice proprio così, può vantare a buon diritto il titolo di prima mostra satirica sui vizi e le virtù di Casugana e ovviamente il relativo consiglio comunale, che non si ferma al presente ma inizia da quando per scherzo 2 anni fa venne aperta una pagina di Facebook. A quel tempo il sindaco era lo sceriffo, quindi una mostra irriverente anche nei suoi confronti. No, io ho visto che qui alleggia l'humor anglosassone e quindi è una preziosità, perché qui c'è la satira ma non c'è l'offesa. Da ammettere che i primi a prendersi in giro sono gli autori, uno dei quali ex volto noto proprio dei 300. Il punto di vista del politico è un punto di vista dentro i palazzi, quindi coglie magari sfumature che solitamente gli altri umoristi non riescono a cogliere. E tra i manifesti e le immagini si nota subito questa conoscenza che diventa satira. Dall'ex sindaco coppia di fatto con De Poli, inevitabile il contrasto con le affermazioni gentiliniane sugli omosessuali che hanno fatto il giro del mondo, alle assenze dell'attuale primo cittadino parafrasando il celebre fantasma dell'opera. Contrasti all'interno della maggioranza raccontati in un gioco di parole, o spostamenti criticati che diventano statue in sella alle vespe di chi si incatena. O ancora il titolo di una canzone per ricordare la vicenda dello spacciatore dei politici. Inevitabile il riferimento alle regionali con dei gladiatori decisamente particolari, fino ad arrivare ad accostamenti decisamente irriverenti. Un'esposizione che sorridendo racconta la città, le persone e i luoghi che la animano. Così diventa quasi un onore che tra le immagini ci siamo anche noi con l'Arena di Focus, dove in tema di occupazioni al posto dei ragazzi di ZTL viene fatta sgomberare la consigliera Antonella Tocchetto.